ci troviamo di fronte al diploma di concessione della medaglia commemorativa della guerra 15-18, concessa al padre del professor Giovanni Paludetti di nome Antonio. Questa concessione fu realizzata dal Regno d'Italia nel 1920 per riconoscimento a quanti avevano partecipato alla Prima Guerra Mondiale. Si pensò di farla nel 1920 e non alla fine della guerra avvenuto il 4 novembre 1918 perché si aspettò che rientrassero le truppe impegnate in Albania. Nella concessione è stata fatta a tutti quei militari che per 4 mesi combatterono in territorio nazionale e non solo, anche in Albania, in Siria e in Palestina e nel Dodecanneso. Fu concessa anche a diversi soldati stranieri di origine francese e anche austriaca, specialmente a coloro che erano diventati cittadini italiani dopo che il Trentino era entrato nella nazione italiana. La particolarità della medaglia è che fu fusa sul bronzo delle artiglierie tolte al nemico. Nel recto della medaglia si osserva l'effigie di Vittorio Emanuele III in divisa e in elmo e la scritta Guerra per l'unità d'Italia 1915-1918. Nel verso, invece, troviamo la vittoria alata sorretta da militari italiani con degli scudi da trincea e la scritta coniata nel bronzo nemico.